Benvenuti amici di Matto Scacco, intanto auguri di buone feste. Oggi, visto che vi è piaciuto tanto il video che abbiamo fatto qualche settimana fa, dove cercavo di mostrarvi il modo in cui occorrerebbe pensare all'interno di una partita, facciamo ancora una cosa di questo tipo. Quindi abbiamo questo account con un punteggio sottostimato rispetto a quella che è la mia forza di gioco, affinché io possa essere tranquillo di farvi vedere a livello didattico quello che dovrebbe succedere all'interno di una partita. Quindi andiamo a giocare a 10 minuti così abbiamo tempo per pensare. Vediamo se qualcuno accetterà la nostra sfida e l'ha accettata. Noi siamo i bianchi, quindi andiamo. Qui stiamo facendo il nostro gioco. Ecco, ogni volta che il nostro avversario fa una mossa, noi dobbiamo chiederci qual è il suo obiettivo. Il suo obiettivo in questo caso è fianchettare, mettere un alfiere in fianchetto e probabilmente per andare ad arroccare il prima possibile. Quindi mi aspetto un cavallo F6, mi aspetto un arrocco. Quindi anche noi andiamo a giocare iper semplici. Guarda, non tiro neanche fuori l'alfiere. Voglio mostrare ancora una volta come la forza della semplicità riesca a fare questo. Ok, questo è un tipico impianto indiano, quindi mi aspetto prima o poi anche un E5, ma ovviamente un'altra idea di questa spinta in D6 per far uscire l'alfiere campo chiaro. Io gioco iper semplice perché voglio arroccare il prima possibile, quindi evito cose troppo complicate, troppo complesse, troppo raffinate e voglio cercare di dimostrare come con semplicità e con occhio attento, cercando di capire il perché. Questa ovviamente è una mossa di sviluppo che serve ad arroccare, ma anche ad aumentare il controllo sulle caselle centrali. Quindi una volta che io mi sono dato la spiegazione posso muovere. Io non posso muovere finché non mi sono dato la spiegazione. È chiaro che se il mio avversario fa una mossettina di poco conto e non riesco a capirne il motivo, posso anche muovere. Però generalmente, così come noi cerchiamo di vincere la partita, anche i nostri avversari vogliono vincere la partita. Per esempio questa mossa non riesco a capirla. L'unica spiegazione che riesco a darmi è che vuole fianchettare, gli piace il doppio fianchetto, quindi con gli alfieri che attaccano da qui, ma sta andando contro un principio fondamentale, che se hai già una diagonale aperta per un alfiere, non aprirne un'altra, perché qui potevi già sviluppare subito il tuo alfiere, invece hai perso un tempo per svilupparlo di qui. Quindi bene, ora questo mio alfiere non ce l'ha la sua diagonale, quindi va da sé che lo metterò sì in fianchetto, però prima, la teoria dice, prima sviluppa i cavalli prima degli alfieri. Perché il cavallo non l'ho sviluppato in C3? Perché questo pedone poi mi servirà per spingerlo fino a qui sopra. E in effetti quindi ci avevamo visto lungo, voleva fianchettare. Ok, da qui ovviamente aumenta il controllo sul centro grazie al cavallo e l'alfiere. Però diciamo grandi minacce non ce ne sono, non è che adesso perdo un pedone o cose varie, quindi credo che ora posso spingere il pedone per andare poi a giocare alfiere B2. Mi aspetto un arrocco, mi aspetto un cavallo di 7 per cercare di completare lo sviluppo. Se dovesse già attaccare, ok, cavallo di 7 è arrivata, cavallo di 7, ovviamente il cavallo non mi fa paura perché non può saltare da nessuna parte, è controllato dal mio pedone, ma può sì supportare spinte di pedoni e quindi qui ovviamente devo stare attento, ma cerco di giocare nel modo più semplice possibile, cerco di portare a termine il mio sviluppo. Sto giocando iper passivo, iper difensivo e probabilmente questa gliela permetterò anche di farla, ma io credo che a questi livelli qui siamo a un punteggio di 1400 sull'ICES, che corrispondono a un 1200-1250 su chess.com. A questi livelli, se una persona, uno scacchista, gioca attento, anche se non fa le mosse migliori del mondo, che controlla bene il centro, eccetera, se punisce bene gli errori dell'avversario, se cerca di capire sempre che cosa ha in mente il nostro avversario, riesce a fare una bella partita. Ora, le due mosse che mi aspetto, le tre in realtà, sono queste spinte e questo. Per portare avanti il gioco il nero deve compiere una spinta di quel tipo lì, soprattutto credo del pedone E, quello davanti al re. Ok, arroccato, ora andiamo anche noi a controllare un pochettino meglio il centro, che dici? Quindi, e in questo modo creo anche lo spazio alla donna, perché anche la donna deve svilupparsi per permettere alle torri di connettersi. Quindi fin qui siamo ancora in apertura, sia io che il mio avversario abbiamo giocato solo ed esclusivamente mosse d'apertura. Ok, torre 8 mi fa proprio venire in mente che ha voglia di spingere. Ok, quando spingerà sicuramente noi andremo a catturare
Per il resto poi ci pensiamo dopo. Intanto andiamo a sviluppare la donna. Quindi sto giocando stra tranquillo, i miei pezzi ce li ho in seconda traversa, a breve, ok. Quindi ha spinto questo pedone e la sua prossima mossa, se toccasse ancora a lui, sarà catturare o spingere. La fregatura che se cattura io non posso catturare, altrimenti perdo l'alfiere, secco. Vedi come bisogna pensarle tutte. E se spinge riesce anche a spingere, perché io non ho abbastanza controllori sul centro. Quindi se spinge questo cavallo va indietro, sono in una posizione ultra compressa e non è che mi faccia impazzire al 100%, però la possiamo giocare per vedere come va a finire. Se mi lascio catturare non posso catturare di piedone, abbiamo detto dovrei catturare di cavallo, ma non mi piace perché poi questo cavallo non ha ritirate, non ha case dove ritirarsi, quindi non mi piace il cavallo lì perché può essere scacciato, non lo so, non mi piace il cavallo lì. Quindi mi sta venendo una malsana idea di spingere di 5, così dopo la spinta il cavallo ha la casa su D4 e lì è un pochettino più al sicuro perché c'è anche il pedone che può fare eventuali prese al varco. Quindi l'idea è questa e questa ed è la mossa che farei, però questa è la mossa che farei sicuramente. Però facciamo che lo facciamo giocare. Quindi lo facciamo giocare e se metto la torre qui però il cavallo non ha neanche questa ritirata. Se metto l'alfiere qui, lui comunque arriva qui. Esattamente. E mi sa che non è che c'è molto da fare. Se faccio... Vabbè, questo al limite lo posso prendere con l'alfiere, dai. Questo al limite lo posso prendere con l'alfiere. Volevo provare a vedere se mosse così funzionano. Però si va sul complicato. Siccome a me il complicato non mi è mai piaciuto, sinceramente, detto proprio sincero. Vai, gioco facile, metto una torre qui. Vai, ho fatto una mossa d'attesa, proprio senza saperne leggere né scrivere, ho fatto una mossa del Kaiser per vedere lui che cosa fa, se catturerà o se spingerà. Secondo me spingere, perché lui ovviamente sostiene quella spinta con 3 pezzi. Io invece la difendo solo con 2 pezzi e ovviamente lui avendo 3 pezzi può fare quella spinta. Questa spinta mi costringerebbe allora o andare in giro col cavallo qui e poi cavallo qui e poi cavallo qui, oppure cavallo indietro che mi aiuterà credo in qualche modo a supportare spinte come F3. Non lo so. Ok, ha catturato. Ripetiamo che non possiamo catturare di pedone altrimenti ci crolla questo. Catturare di cavallo. Catturiamo di cavallo, la sto rivalutando. Sì, dai, l'alfiere è troppo... Andiamo di cavallo, dai. Andiamo di cavallo e adesso ci piazzo qui l'altro cavallo, su spinta così arriva cavallo B5, attacco su D6 e poi da B5 lo riposizioniamo in C3. Ok, dai, se dovesse arrivare una spinta di questo tipo, mal che vada, c'è questa manovra qui di riposizionamento. Giochiamo semplici, sto giocando ultra difensivo, prima o poi giocherò o alfiere F3 cambiando gli alfieri, ok. Occhio che la spinta C5 ha creato un pedone arretrato, questa era una catena bella, dopo questa mossa questo non è bello, quindi inizia l'attacco sul pedone arretrato e credo che le uniche difese sono donna B8 oppure togli il cavallo per permettere alla donna di difendere. Però qui diciamo è un po' un autogol, i giocatori forti questi autogol non se li fanno mai. Qui mi sarebbe piaciuto avere una torre sulla colonna D e adesso ci andiamo anche a mettere per iniziare l'attacco sul punto debole. Quindi quando troviamo un punto debole nello schieramento avversario bisogna mettere tutti i propri pezzi per attaccare quei punti lì. Ok, vediamo come lo difende, sono veramente curioso. Secondo me giocherà una mossa come cavallo E5, no? Per permettere alla donna di tenere. Una mossa come cavallo E5. Se... Ok, ha tolto il cavallo per difendere qui. Però in realtà è una mossa che non funziona. Ovviamente togliendo il cavallo chiede anche il cambio degli alfieri. La domanda è se io gli catturo prima l'alfiere e lo faccio. Quindi intanto cambio gli alfieri e l'alfiere suo che difende il re non è male. E se poi cambio i cavalli lo arrivo qui con l'alfiere tempo sulla mia donna. Qui credo che andremo a cambiare un po' di pezzi.
Credo che andiamo a cambiare un po' di pezzi e io ho anche forse questa infamissima alfiere F3, che però poi non so chi vince perché c'è un po' da calcolare. Siccome non voglio calcolare, io voglio giocare semplice. Quindi posso fare tranquillamente cavallo per cavallo, arriva all'alfiere e posso fare alfiere di 3. Poi lui mi spingerà a 6, tornerò a casa. Ok, dai, mettiamo un po' di turbo, altrimenti qui va male. Alfiere F3 è un controgioco interessante, ma crea gioco difficile. A me non piace il gioco difficile, a me piace giocare semplice, quindi guarda, andiamo a catturare. Ovviamente F3 è sbagliato perché renderebbe questo pedone debole, quindi i pedoni sono forti quando sono in catena. In catena sono forti, oppure quando non li hai mai mossi. E infatti la donna non la voglio spostare, ma ti sto creando una doppia minaccia. Quindi sempre meglio quando voi dovete fuggire da una situazione se allo stesso tempo riuscite anche a creare una minaccia. Così non è solo una mossa di ritirata, ma anche un modo per attaccare il nostro avversario. Quindi vediamo che cosa fa, se cambierà. Se cambierà gli alfieri io mi ritroverò magicamente con 2 attacchi sul punto debole. Punto debole che si è autocreato lui. I giocatori forti non se li creano questi punti deboli e questo mi darà probabilmente, o forse sì o forse no, la possibilità di andare in vantaggio. Che cosa può giocare altrimenti? F5, una mossa interessante F5. F5 è interessante, ma comunque dopo il cambio degli alfieri cade sempre qui. E D5? D5 è forse più interessante, il modo per non perdere nessuno dei due. D5 è molto carina, anche se mi permette comunque cavallo D6. Forse D5 è la soluzione, sai? Perché sì, con D5 lui tiene tutto. Si toglie questo attacco sul pedone, difende ulteriormente il proprio alfiere. Forse D5 è la mossa vincente. Niente, per fortuna non l'ha trovata, ma ovviamente se la trovava era un giocatore molto più forte. E quindi adesso cade. E quando inizia a cadere qualcosa, poi si ha un effetto abbastanza valanga. Qui devo andare di cavallo per forza perché il cavallo è sotto. E adesso io penso e spero di chiudere la partita giocando nel modo più semplice possibile. Quindi la mia donna è un pezzo sospeso, il cavallo è un pezzo sospeso. Andiamo a tenere questi poveri pezzi sospesi. Se noi teniamo pezzi tutti difesi tra di loro, è un po' difficile che capiti qualche sciagura. Quindi qui tra l'altro mi attacca anche il cavallo. E se faccio questa, dopo questa, arriva il doppio attacco sul cavallo. Allora, siccome non voglio rotture di scatole, questa sicuramente è una mossa buona, ma a me piace giocare facile. Io vado così, me ne vado proprio così. Voglio giocare facile, me ne vado via da ogni attacco. È vero che adesso il cavallo è vivo perché c'è la donna su questa diagonale, quindi la mia donna in caso di ritirata dovrà rimanere su quella diagonale. Ma è anche vero che potrò riposizionare. Questa era giusta, cioè mettere la torre qui era giusta, era la mossa migliore, ma voglio farvi vedere come giocando sicuri e togliendosi da ogni eventuale minaccia. Ok, cambio prima le donne, che sono più importanti direi. Quindi mossa intermedia, cambio i cavalli. E ora cambio le torri. Ho il pedone di vantaggio. Ah, però su questo lui mette la torre qui. Lui mi entra sotto qui, Qui potrebbe avere un buon vantaggio sul finale. Potrebbe avere un buon vantaggio sul finale, perché se lui raddoppia le torri, io catturo e mi entra in settima traversa. Evitate sempre che gli avversari vi entrino con le torri qui. Quindi giochiamo semplici. Giochiamo semplici e quindi teniamo la settima traversa. Anche l'ottava traversa è da tenere, però la settima fa più paura. Creiamoci una via di fuga per il re. Vediamo che cosa fa se entrerà in settima. Se entrerà in settima metto la torre qui. Eccolo qui. Se mi entra qui scacco, catturo così tengo la seconda traversa in questo caso e il re può salire qui tranquillamente. Ho 2 minuti contro 3 minuti, qui devo attivarmi un attimino per giocare un pochettino più velocemente. Ok, ovviamente non gli catturerò mai io questa torre, altrimenti lui si ritroverà con una torre qui e mi controllerà la seconda traversa.
I pedoni purtroppo non sanno difendersi da attacchi sui lati, per questo è così. Qui catturo, perché se mi cattura lui io perdo la seconda traversa, quindi devo catturare io. Lui si prende la prima traversa, però la seconda me la tengo io. Quindi io difendo i miei pedoni e lui può provare anche a venire dietro i miei pedoni, a parte che qui non può neanche venire, però questi pedoni sono tenuti dalla mia torre, che in questo momento è una torre passiva che sta facendo un compito difensivo, mentre la sua è una torre attiva. Chiudiamogli ogni iniziativa. La sua è una torre attiva, quindi la sua torre è 10 volte migliore della mia. Proviamo a attivare il re, semmai adesso proviamo anche a scacciarlo e prenderci il controllo della colonna. Se si dovesse andare in un finale, io ho un pedone in più, in teoria dovrei avere la meglio. Vediamo cosa fa con questa torre. Se va qui dietro, io posso provare a salire, magari tenere un controgioco così, oppure voglio giocare totalmente tranquillo, me ne sto per i fatti miei, continuerò ad andare qui in giro. Quindi senza cercare controgiochi particolari, proverò a giocare qui mi permette il cambio delle torri, e sul cambio delle torri credo di poter stare meglio, anche su lui poi ha il re più attivo, questo c'è da dire. Questo c'è da dire. Avrebbe avuto il re molto attivo, forse gli costava anche la partita. Va bene, allora adesso io me ne vengo qua, così il suo re non si avvicina, e poi gli farò scacco. Questa è buona perché inchioda. Purtroppo nei finali, ragazzi, i finali sono odiati dai giocatori con un punteggio medio-basso, e io mi ci metto dentro, ma sono quelle cose che vi permettono di vincere, perdere, pareggiare le partite, e quindi è fondamentale capire il prima possibile l'importanza dei finali, che sono la cosa più noiosa di sempre, lo diciamo, non abbiamo paura di dirlo, ma che però sono quelli che permettono di dare tanti punti. Ok, allora qui è un po' in zugzwang il mio amico, qui potrei bloccarlo definitivamente, il controllo della colonna ce l'ho io. Lui che cosa dovrebbe fare? Provare a muovere la torre su questa traversa, perché se mi permette di andare qui sulla sesta traversa io mi prendo i pedoni, quindi lui dovrebbe perdere un po' di tempo stando su questa traversa. Io perderò un po' di tempo sicuramente stando sempre su questa colonna. Proverò magari a dargli qualche problema da dietro se posso. Ok, qui vado qui, lui mi dà scacco, nulla di particolare. Ok, proviamo a creargli qualche fastidio se ci riusciamo, ma non vorrei perdere il controllo della colonna D, sincero. Quindi diamo un po' di scacchi. Qui potevo salire su però. Facciamolo ritornare qui. E adesso qui salgo, perché non ha più il re. Qui posso anche entrare. La sua torre purtroppo non ha entrate. Se io vengo qui davanti, ti minaccio questo di pedone. Se tu vieni qui con la torre, hai tutti e due sotto i pedoni. Devi giocare torre qui. Ecco, su torre qui credo che lui perda la partita, perché la sua torre è in bilico, tenuta solo dal re, e dandogli scacco lui si dovrà allontanare dalla sua torre, perdendo così la partita. Ok, adesso il tempo stringe un pochettino per entrambi. Qui c'è un po' una prova del tutto per tutto. Non gioco pedone, altrimenti lui si prende la colonna, ma gioco questa, e la posizione è identica a prima. Lui ha sempre solo la colonna D per entrare. Adesso c'è la colonna G. Ecco, come dicevamo prima, contatto sulla torre, scacco, perde il contatto sulla torre. Il re è costretto ad andarsene da queste caselle rosse, perdendo la torre e quindi la partita. E questa è d'abbandono, senza la torre nel finale. Questa è d'abbandono. Rivediamola. Ok, il mio avversario ha lasciato la partita, non neanche ha abbandonato, ha lasciato la partita in modo molto sportivo, come si suol dire. Adesso, ok, facciamo che finisce patta, dai. Ok, nonostante ha giocato male, la facciamo patta. Allora, andiamo in scacchiera di analisi e cerchiamo di capire, anche con l'aiuto del motore attivo, come è andata la partita. Allora, io qui ho giocato tranquillo, cercavo di capire quali erano le sue intenzioni.
e ho giocato ultra tranquillo, ho sviluppato i miei pezzi e siamo arrivati in questa direzione dove ovviamente ho dovuto fare questa spinta, sia perché ovviamente aumenta il controllo sul centro, sia perché mi serviva un posticino per sviluppare la donna. Quindi C4, torre 8, donna C2 e qui è arrivata la spinta in E5. Secondo il motore la mossa migliore è D5, come avevo immaginato, ma magari D5 è una di quelle mosse un pochettino difficili da trovare a questo livello, a 1400 sull'ICES, quindi ho detto perché non giochiamo come giocherebbe un giocatore magari da 1400, no? Tra l'altro torre F di 1 era l'altra mossa buona e ho giocato torre C1. Ok, da qui dopo torre C1 la partita è pari, il motore da meno 0,2 al nero, è pari la partita, arriva la cattura e qui cattura di cavallo. E sulla mossa C5, pam. Ok, leggero vantaggio del bianco, anche se dice che il nero ha ancora possibilità, perché credo che il nero possa liberarsi. Allora, questo è un pedone arretrato, quindi un pedone che non riesce a spingere perché davanti a lui c'è la casella controllata ed è indietro, all'indietro di una catena di pedoni e quindi è vulnerabile. Infatti arriva cavallo B5 per attaccarlo. Qui mi aspettavo una mossa come cavallo E5, come dicevamo, per permettere alla donna di tenere questo pedone, ma arriva questa mossa qui. Quindi questa mossa è vero che mette il cavallo a tenere il pedone, è vero che se io gioco cavallo per cavallo arriva l'alfiere che mi attacca la donna, tutto questo è vero, ma non complicate mai il gioco perché avete visto come poi quel pedone cade. Quindi è vero che in questo momento dicevamo il cavallo tiene, è vero che se ti mangio il cavallo arriva l'alfiere che fa un attacco più forte sulla mia donna e devo scappare, è vero tutto questo, ma è anche vero che a scacchi le cose prendono delle pieghe talvolta che noi non riusciamo a prevedere, quindi se c'è un attacco qui, difendi quell'attacco, ti attacca, difendi e fai e scappa, cioè più noi giochiamo in modo semplice, più la partita diventa prevedibile, è vero, diventa prevedibile anche per il nostro avversario, ma anche per noi che riusciamo a tenere più o meno tutto sotto controllo. Quindi cavallo 5 qui era la mossa da giocare, che tiene sotto controllo questo pedone. Nel momento in cui tu complichi la partita, ecco qui il discorso del complicare inutilmente. Qui il nero va a complicare perché intanto devi considerare questo cambio, intanto qui c'è pressione sul pedone D6, quindi andiamo a vedere come va la partita. Alfiere per G7, cavallo per E4 e qui il motore consigliava una mossa come scacco in realtà, scacco e poi ti prendevi il pedone e in effetti questa era molto più logica, quindi vedi io mi posso togliere da questo attacco con uno scacco intermedio e poi mi prendo il pedone e ovviamente il nero non l'aveva considerata questa possibilità e siccome a scacchi le cose cambiano molto velocemente, se ti attaccano un pedone difendilo o spostano. Io gioco alfiere di 3 che per carità è buono ma mi fa perdere un po' di vantaggio. Qui ancora una volta con alfiere F6 si poteva tenere un pochettino tutto. Qui diciamo fa la mossa errata che su alfiere di 3 mi cattura l'alfiere e qui diciamo che ho due attacchi su questo pedone, anche se il nero ora provasse a difenderlo, quel pedone cadrebbe. Arriva pedone a 6, devo catturo Q e qui la partita è già andata in realtà perché nel momento in cui è caduto il pedone D e io magari riesco a raddoppiare sulla colonna D, ho il possesso dell'unica colonna aperta sulla partita e piazzare i pezzi pesanti sulla colonna aperta, sull'unica colonna aperta è sicuramente tanta roba. Arriva torre 6, qui la mossa migliore secondo il motore è torre C di 1 o torre F di 1, ma qui ancora una volta non ho voluto giocare la mossa magari più forte o magari più difficile da vedere, ho semplicemente giocato questa mossa che mi ha fatto perdere buona parte del vantaggio, ma in questo video volevo dimostrare come giocando semplice, cambiando tutto, si poteva arrivare a una buona posizione. Ora però quello che non avevo calcolato, infatti qui mi sono trovato in difficoltà, è che lui ha già le torri pronte per raddoppiare sulla colonna D e secondo il motore
nonostante il mio pedone in più, qui la posizione rasenta la parità, perché lui può raddoppiare le torri e avere il controllo della seconda traversa. Perché non ho giocato in partita una mossa di questo tipo? Perché se lui andava a raddoppiare le torri, io cosa dovevo fare? Non potevo aspettare, perché se aspettavo perdevo una torre. Ero costretto a catturare, lui catturava e l'entrata in seconda traversa non gliela toglieva nessuno. Il mio re purtroppo è troppo lontano al momento per impedirgli questa entrata, e quindi, dato che non volevo farlo entrare in seconda traversa, perché poi da qui, ragazzi, non lo smuovete più, cioè da qui è veramente una spina nel fianco, le entrate di torre in seconda e in settima sono veramente micidiali, quindi gioco torre C2 cercando di G3, creandomi una via di fuga. Qui ovviamente non lo catturo, altrimenti mi entra con l'altra torre. Io cerco di tenere il più possibile. Qui ovviamente non gioco questa, perché dopo questa lui prende la seconda traversa. Non dategli mai la seconda e la settima traversa alle torri dell'avversario. Quindi gioco in partita, cattura e io rimango a guardia della seconda, anche se la mia torre è molto passiva rispetto alla sua. E poi qui arriva qualche errore finale. Vediamo un attimino. Qui gioco re 2, torre di 2 giusto, perché se mi catturava, è vero che il suo re era un attimino attivo, ma io riuscivo a non farlo entrare. Ok, no, funzionava questa, e con un pedone in più la vittoria del bianco. Ma vediamo come va invece in partita. Lui si toglie dal cambio delle torri, inchiodato, blocco tutto, qui mi permette un pochettino di perdere qualche tempo, salgo sopra col re e qui entro poi all'interno di questa casella che è decisiva. Qui provo il tutto per tutto e niente, poi su torre di 7 arriva l'ultimo errore. Quando c'è il contatto su una torre avversaria e dando scacco al nemico, poi quasi sempre vinciamo la torre perché il re è costretto ad andare via. Quindi qual è stato l'errore decisivo? Secondo me tutto è nato è stato lui che mi ha permesso di avere un gioco, è stato qui, la spinta del pedone in C5. Quindi è fondamentale pensare alla propria struttura di pedoni. Sono fondamentali i pedoni, è vero che valgono un punto, ma a scacchi sono fondamentali. All'interno della nostra accademia su Matto Scacco, la Matto Scacco Academy, abbiamo tanti corsi anche sulle strutture pedonali. Il corso più completo è il percorso ad abbonamento, dove ci sono una serie di lezioni progressive registrate, dove ci sono degli incontri settimanali che adesso riprenderanno dopo le feste, dove hai un maestro fide di scacchi che commenta le tue partite e tanto altro, quindi quello è il modo migliore per avere una crescita esponenziale del tuo gioco. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se non volete perdere i prossimi video, vi lascio qui sotto il link per inserire le vostre email, così i prossimi video vi arrivano direttamente via mail, perché so che YouTube a volte non manda le notifiche, non so per quale ragione, ci sarà un problema di algoritmo, non so che cosa. Se volete ricevere i video direttamente nella vostra casella di posta quando ne esce uno nuovo, vi lascio qui sotto il link dove potete inserire i vostri dati e rimanere in contatto con noi. Io vi ringrazio, vi auguro ancora buone feste e alla prossima. Ciao!